Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Lo vedete? Lo vedete già da qui. Tra l'altro lo vedete ma non potete vedere le altre perché sono una sorpresa. Prima di cominciare vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il link del sito dove potete prendere magliette come questa. Se gliela faccio, ok. Ragazzi, mi sono preso la maglia gialla del Cagliari, veramente spettacolare. Se vi steste chiedendo di chi l'ho presa, tra l'altro guardate, cosa della Serie A, logo di Arborea. Io le prendo sempre con un nome le maglie perché le maglie appartengono a delle stagioni e le stagioni le fanno i giocatori, anche se questa, vabbè. E quella gialla io ho deciso di prenderla di Nathan Nandez. Vi ricordo il link in descrizione. Le maglie costano veramente poco, infatti non c'è un codice sconto. Inoltre, se avete la pazienza di aspettare, non c'è bisogno che pagate la spedizione, trovate tutto qua sotto. Ovviamente ci troverete anche le maglie del Cagliari. Tra l'altro faccio vedere il logo dell'Adidas. Il logo del Cagliari questa volta è bombato, cioè questa parte in rilievo, fatto veramente bene. Trovate tutto qua sotto in descrizione. Allora, questo era un video che marchetta a parte mi premeva molto fare, perché è un ragionamento che ho in testa da qualche giorno, anzi più da qualche giorno, però ora ho proprio il bisogno di condividere questo mio pensiero. C'è stato mai un effetto semplice? La domanda che mi faccio io è: le vittorie che sono arrivate, quelle contro il Crotone e contro il Bologna, sono arrivate perché c'era la novità, era cambiato il direttore sportivo, era cambiato l'allenatore e quindi siamo stati in grado di vincere per quei motivi? O perché è il mister che ha saputo dare un'impronta tattica a questa squadra? Perché a questo punto mi viene il dubbio. Io sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Partendo dal fatto che adesso nessuno se la prende più con l'allenatore, ma se la prendono tutti con i giocatori. E a me fa un po' ridere come cosa, perché con i giocatori bisogna prendersela sempre, perché alla fine sono loro gli esecutori materiali, quindi non te la puoi cominciare a prendere il 20 di marzo, ok? E vedo come se si tende ad evitare di criticare adesso l'allenatore, quando magari su Di Francesco hanno spalato merda, però adesso semplici guai. Allora, io non è che voglio né criticare Semplici né lodare l'operato di Di Francesco come se avesse vinto la Champions League da noi. Assolutamente no. Ribadisco il concetto che dopo 16 partite, forse l'esonero direi che te lo meriti, ma io continuo a credere che se messo nelle condizioni adatte Di Francesco avrebbe potuto fare veramente tanto a Cagliari. Purtroppo non è andata bene, è stata anche, e sottolineo anche, colpa sua? Assolutissimamente sì. Ma prendersela e criticarlo come è stato fatto, secondo me va un po' oltre, perché non è stata soltanto colpa di Di Francesco, anzi, per quello che ho visto io, secondo me Di Francesco ha anche fatto veramente tanto per il Cagliari e si è preso tanta di quella merda addosso che solo un quarto si meritava, perché si meritava solo un quarto di quella che ne ha preso, nel senso che solo un quarto era colpa sua.
perché l'altro quarto è dei giocatori e gli altri 2 quarti sono di chi realmente ha gestito male questa stagione, ovvero la società. Io non so cosa aspettarmi da questa stagione. Ok, a prescindere, come ho già detto anche ieri in live, a me non importa l'esito. Il Cagliari può tranquillamente retrocedere in B, a me non cambia nulla. Sono dell'idea che fino a quando io ho la possibilità di vedere le partite del Cagliari in TV o su un'applicazione, non mi importa la categoria in cui milita. Per me è indifferente. Però mi mette veramente molta ansia questa stagione perché sta succedendo tutto il contrario di tutto. Quando è arrivato Semplici sembrava il salvatore, colui che doveva portare il Cagliari ad una salvezza, e c'è da dire che comunque ha vinto 2 partite, però contro chi ha vinto 2 partite? Contro il Crotone, che dopo che ha perso contro di noi ha esonerato Stroppa e ha chiamato Cosmi, e abbiamo vinto contro il Bologna, che sicuramente non è la squadra più ostica del mondo. Il Crotone è ultima in classifica, quindi, o perlomeno era ultimo, non so se è ancora ultima. Anche la caratura delle vittorie non è chiaro che non è che dobbiamo vincere contro Juve, però anche se la situazione ti imporrebbe di farlo, però vabbè. E abbiamo pareggiato la partita con la Sampdoria, riacciuffata all'ultimo secondo, persa quella con la Juve, che è stata fortemente condizionata da un errore arbitrale, ma che comunque ha fatto vedere delle buone cose secondo me, e una partita totalmente non giocata che è stata quella con lo Spezia. Allora mi porta a fare questo ragionamento. Io, tra il Cagliari di Semplici e il Cagliari di Francesco, non vedo nessuna differenza. Non vedo nessunissima differenza. È chiaro che nell'ultimo tempo di Francesco con la squadra non stesse andando bene, la squadra non stesse girando. Qualcuno potrebbe anche pensare che siano i giocatori ad aver fatto fuori di Francesco. Io questo sinceramente non mi sento di escluderlo, però spero vivamente che non sia così. Però tralasciando il numero di punti, se devo pensare all'inizio del Cagliari di Francesco e all'inizio del Cagliari di Semplici, io non vedo nessuna differenza. Io veramente non so cosa aspettarmi. Non so cosa aspettarmi. Non so se è un bene o un male. E mi chiedo sempre di più se è veramente cominciato l'effetto semplice, o se l'effetto semplice in realtà è l'effetto Capozucca, o se questo effetto Capozucca è durato veramente poco. Non lo so. Non lo so, non ne ho idea. Non ne ho veramente idea. Io, ragazzi, vorrei sapere veramente voi cosa ne pensate, quindi mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione, vi ricordo che il sito delle maglie lo trovate qua sotto in descrizione. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.